Nuova rivolta all'ex caserma Serena, la notizia di un nuovo caso positivo al Covid e della quarantena fa scattare la rabbia di un gruppo di migranti che tengono in ostaggio gli operatori, irruzione delle forze dell'ordine. Tensione alle stelle, il sindaco Mario Conte dice il ministro Lamorgese venga qui domani, il prefetto Nogarà, passo falso grave, ci saranno conseguenze, Zaia, i migranti rispettino le regole come tutti. Sottoposti a tampone gli ospiti e gli operatori dell'ex Serena, al momento sono solo 2 i positivi, altre 2 persone come massima precauzione in isolamento fiduciario all'ospedale di Vittorio Veneto. Fase 3 in arrivo per domani la nuova ordinanza regionale per regolare l'apertura di discoteche, fiere e sagre, soluzioni particolari adottate per Arena di Verona e Mostra del Cinema. Presentato anche il piano per rilanciare il turismo in ginocchio per il Covid, oltre 2 milioni di euro di investimenti, in campo anche gli influencer del web. Stava eseguendo i lavori domestici sopra il tetto dell'abitazione quando è caduto da circa 4 metri, 53enne grave in ospedale, successo a Ponte della Priula. Da Treviso a Belluno, in piazza contro il virus del razzismo e della violenza, decine di giovani hanno rilanciato la manifestazione nata dalla morte di George Floyd negli USA. Domani è la festa di Sant'Antonio a Padova e Media Nord-Est ci sarà per raccontare il grande evento su Rete Veneta diretta per tutto il giorno e collegamenti anche su Antena 3. Anche la dottoressa stava bene, è spaventata, sì, è caduta qui. Sì, provando a uscire, poi ci hanno chiuso. Ci hanno trattenuti, lei era con noi. Sì. Stavamo cercando di uscire. Ma cosa è successo? Cosa è successo? Sono solo 4-5 sciocchi veramente, ma... Buonasera ai telespettatori di Antenna 3 nel telegiornale di Treviso. Dunque questa copertina con le immagini e i suoni catturati da Lucio Zanato, i momenti di altissima tensione stamane che abbiamo raccontato in presa diretta nel corso della nostra edizione straordinaria questa mattina. Dunque la tensione alle stelle, la nuova rivolta alla caserma Serena appena 24 ore dopo quella di ieri. Allora riavvolgiamo il nastro e sempre con Lucio Zanato il racconto di questa mattinata di altissima tensione. Liberati dall'irruzione dei carabinieri in tenuta antisommossa dopo essere stati sequestrati dai richiedenti asilo. E questa è l'immagine simbolo della nuova giornata di tensione all'ex Serena. Tutto è iniziato questa mattina quando è stato individuato un nuovo contagiato al virus e ai migranti è stato comunicato che l'intera struttura era in quarantena. 340 le persone all'interno, alcuni di loro hanno avuto una reazione violenta, come ci racconta una delle protagoniste del sequestro all'interno di una delle stanze. I ragazzi sono molto agitati perché era risultato positivo un caso di Covid e loro, sentendo che dovevano stare in quarantena, che non potevano andare a lavorare, questo li ha un po' agitati, cioè ci tengono molto al loro lavoro, noi capiamo anche un po' la loro posizione. Beh, li hanno sequestrato? Li abbiamo visto uscire dopo l'irruzione della polizia. Forse era l'unico mezzo che avevano un po' per tirare l'attenzione, insomma, però non ci hanno fatto niente.
Portoni dell'entrata principale sbarrati da migranti in rivolta all'interno. I carabinieri, per poter entrare, hanno deciso di forzare l'entrata utilizzata per portare le vettovaglie. Qui, dopo aver tranciato un primo lucchetto con le cesoie, hanno dovuto aspettare i pompieri per tagliare la seconda catena con un flessibile. Nel frattempo, dall'interno i manifestanti hanno iniziato a lanciare di tutto e soltanto l'utilizzo di una lancia a piena pressione d'acqua ha permesso ai pompieri di aprire il cancello e ai carabinieri di entrare e creare un corridoio di sicurezza che ha permesso di aprire la porta dove erano rinchiusi il personale del NULS 2 presente alla Serena per i prelievi di ulteriori tamponi e i collaboratori della cooperativa che gestisce il centro di accoglienza. Caserma successivamente sigillata dalle forze dell'ordine, mentre come ieri è toccato al vicario della questura di Treviso iniziare le trattative con i rivoltosi. Rammarico dal sindaco di Casier, che è stato all'interno della caserma fino a pochi minuti prima dello scoppio della ribellione. E pensare che questa mattina sono stato qua tutta la mattinata dentro ed era tutto abbastanza tranquillo. Poi che ha fatto scatenare questa reazione va a capirlo. Solo dopo l'1 del pomeriggio la situazione è rientrata con il personale della cooperativa di gestione a ripulire il disastro. Per questo un indignato sindaco di Treviso ha chiesto che il ministro dell'Interno venga davanti alla caserma. La situazione è tornata alla normalità grazie a un grande lavoro di mediazione da parte delle forze dell'ordine che hanno aperto un canale di dialogo con gli ospiti. Però il ministro credo che questa volta debba alzarsi dalla poltrona romana e venire qui a Treviso a vedere com'è la situazione, quali sono i disagi e soprattutto io ci tengo tantissimo che si venga a scusare con i nostri cittadini. Queste le parole di Conte. Ovviamente la notizia intanto rimbalzava anche al tavolo di Marghera, dell'unità di crisi di Marghera. Sentiamo allora il commento a caldo del governatore del Veneto, Luca Zaia. Il sequestro delle persone, questo è un reato. Se a casa loro sono abituati a fare queste cose, noi dobbiamo spiegare a questi signori che qui non funziona così. Come non stare in quarantena nel decreto? Sì, come non stare in quarantena è un fatto penale. I migranti devono capire che non è una questione di razzismo, no? Cioè, la nostra terra è conosciuta come una terra, diciamo, dell'ospitalità. Pensate, abbiamo 500.000 persone che si sono integrate in Veneto e non sono tutte persone, sono tutti cittadini del mondo e questo è accaduto negli anni. Però tu quando vieni qui devi rispettare anche le regole. Veniva come dire, richiamato il ministro dell'Interno Lamorgese dalle parole di Conte, che ha detto voglio che venga qui domani a vedere cosa sta accadendo. Intanto dal Viminale le prime parole sono state è stato il commento del sottosegretario all'Interno Achille Variati, che dice: se in una comunità si riscontra anche un solo positivo, tutti i suoi membri vanno sottoposti a tampone e a un periodo di isolamento. Ciò vale per gli italiani e in pari misura per gli immigrati richiedenti asilo. Queste sono le regole e le regole vanno rispettate. Continua Variati: non accetteremo né provocazioni né ribellioni. Per quanto è successo all'interno della struttura, la magistratura e le autorità competenti faranno le indagini del caso con le conseguenze previste dalla legge. E adesso allora per parlare proprio del Ministero dell'Interno, meglio del rappresentanti del governo sul territorio, le parole anche del prefetto di Treviso. È stato veramente un incidente di percorso molto grave, tra l'altro perché, e su cui ovviamente stiamo approfondendo, perché come ormai si sa il virus è entrato attraverso un operatore, quindi eravamo riusciti nel momento più buio di tutta la pandemia, qui, o meglio dell'epidemia qui nella provincia di Treviso, ad evitare, e questo va dato atto anche ai gestori che evidentemente hanno ben operato, avevano seguito tutte le precauzioni. Questo passo falso, che adesso chiariremo, cerchiamo di capire come, e che non rimarrà senza conseguenze da un punto di vista proprio di, anche di rapporti contrattuali evidentemente, ha creato questa situazione. Il prefetto di Treviso scatta la fotografia di quanto accaduto nelle ultime ore all'ex caserma Serena fino all'epilogo di questa mattina. Sicuramente non c'è un focolaio, e questo è importante dirlo, però le precauzioni a cui attenersi, che saranno state indicate evidentemente dal Dipartimento di Prevenzione, dovranno essere seguite, volente o nolente, insomma. Ad accendere la tensione tra gli ospiti della struttura, infatti, anche la notizia che dovranno rimanere in quarantena nonostante il primo tampone sia risultato negativo. È un sacrificio che tanti trevigiani hanno fatto, lo dovranno fare anche loro. Si deve fare il massima attenzione perché questo contagio che c'è stato rimanga circoscritto e non comporti alcun pericolo per l'incolumità e per la salute degli altri. Per garantire che la situazione rimanga sotto controllo si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ma il prefetto chiarisce: sui 330 ospiti della struttura sono solo una decina i facinorosi.
Purtroppo ci sono alcune figure che peraltro già anche in passato qualcuna di queste si era contraddistinta per un comportamento non sempre lineare all'interno che è stata anche per questo sanzionata o comunque erano stati oggetto di diffide e quant'altro, e questa è un'occasione in cui evidentemente hanno manifestato la loro natura. Adesso bisognerà capire cosa sia accaduto questa mattina con il personale della cooperativa e gli operatori sanitari bloccati dai richiedenti asilo. Di questo sequestro potrebbe anche in effetti configurarsi come tale, anche se poi si è trattato di una situazione che è durata pochissimo tempo, per fortuna, con i sanitari che erano assolutamente in situazioni di sicurezza all'interno comunque della struttura, e quindi verranno perseguite anche tutte quelle condotte che dovessero essere in contrasto con le disposizioni di norma. Allora, com'è la situazione sanitaria? 349 i tamponi effettuati all'interno dell'ex caserma Serena dall'ULSS 2. Al momento 2 i positivi, l'operatore di origini pakistane, il cui caso ha fatto scattare la rivolta ieri, e il richiedente asilo 34enne nigeriano, il nuovo caso registrato oggi. Il personale sanitario domani completerà i tamponi su altri 9 ospiti che mancavano ieri all'appello, tamponi che avrebbero dovuto essere stati effettuati oggi, ma non è stato possibile per la nuova protesta dei richiedenti asilo. Ci sono anche altre 2 persone in isolamento fiduciario in ospedale Vittorio Veneto per massima precauzione, ma allora il punto sulla situazione sanitaria lo fa il dottor Benazzi, direttore dell'ULSS 2, nel prossimo servizio. I nostri operatori sono stati bloccati all'interno, e siccome i nostri operatori sono donne, credo che ovviamente queste vadano ringraziate e anche sorrette, perché altrimenti il rischio è che le persone fragili in situazioni di questo tipo possano ovviamente stare anche male dal punto di vista psicologico. È stata una mattinata di tensione e preoccupazione, quella di oggi anche per l'ULSS 2, quando è arrivata la notizia che la dottoressa Pupo del Dipartimento Prevenzione, insieme ad altre operatrici del Cafoncello, erano state bloccate all'interno dell'ex caserma Serena da un gruppo di richiedenti asilo. Quando l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di far uscire il personale dell'azienda sanitaria, il dottor Benazzi si è subito messo in contatto con loro per ringraziarle ed esprimere la propria solidarietà. Se noi siamo là a lavorare, i nostri operatori sono là a lavorare, lo fanno per il bene della comunità, lo fanno anche per queste persone, perché il fatto di essere ovviamente testati e fare i tamponi significa anche garantire salute per se stessi e per gli altri. Al momento l'ULSS ha completato la prima tranche di tamponi all'interno della struttura. Sono riusciti a fare i tamponi a tutti i 330 residenti di Casier più gli operatori. Il dato positivo è che sono stati trovati solo 2 positivi, 2 persone positive, che naturalmente oggi abbiamo ricoverato in malattie infettive, e altre 2 persone che metteremo in isolamento fiduciario all'interno dell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, che è ancora quota parte Covid. I risultati dunque per ora sono confortanti, ma in via precauzionale gli altri ospiti della struttura dovranno rimanere in quarantena. Gli ospiti dovranno stare in quarantena perché, come lei sa, si fa un tampone al tempo 0 e poi si fa un tampone al tempo 7, quindi dovranno ovviamente stare dentro, perché non è che col primo tampone potrebbero incubare il virus, il Covid-19, per cui è il caso che restino all'interno di un'area circoscritta e non uscire. All'interno della caserma. Quindi all'interno della caserma. Quarantena dunque, e intanto resta la polemica politica. La Lega in comune a Treviso all'attacco, il PD dice giusto ribadire la legalità ma no alle strumentalizzazioni politiche. È un episodio che desta non poca preoccupazione, perché è evidente che bisogna stare molto attenti a che non si sviluppi un focolaio all'interno dell'ex caserma Serena. Io penso che bene abbia fatto il sindaco Conte a pretendere che gli ospiti si sottoponessero tutti insieme agli operatori al tampone. Dunque è evidente che devono sottoporsi al tampone e devono assolutamente rispettare le disposizioni, quindi se devono stare dentro 15 giorni devono stare dentro 15 giorni. Occorre usare l'arma della persuasione, ben comprendendo che effettivamente la loro situazione è una situazione diciamo ancora più difficile, perché vivono nell'isolamento, sono in attesa di un riconoscimento, sono in qualche modo già dentro questa caserma, possono uscire per mezza giornata a fare dei lavori occasionali, stagionali, e però insomma in questo momento non è opportuno, fino a quando primo non ci sono
sono gli esiti dei tamponi e secondo se si disporrà la quarantena per tutti, non è assolutamente ammissibile che possano uscire. Quindi è necessario abbassare assolutamente i toni e soprattutto non strumentalizzare, come mi pare stiano facendo alcune forze politiche presenti anche in Consiglio Comunale, che ovviamente stanno soffiando sul fuoco. L'accoglienza non è negata a nessuno, però non è possibile tollerare assolutamente situazioni come quelle, voglio dire. Poi alla fine ce ne rimettono tutti, ma i facinorosi devono essere presi, identificati, puniti e rimandati al loro paese. Va chiusa la Serena? Quanto prima. Temiamo che la situazione possa ritornare ad essere quella dell'assoluta ingestibilità, come era circa un paio d'anni fa. Adesso allora vediamo il bollettino della serata, del pomeriggio, e sempre a proposito dell'emergenza Covid-19, emergenza coronavirus, un bollettino che parla di 19.207 casi dall'inizio dell'emergenza, più 8 i casi positivi, 6 di questi sono a Padova, più 1 è evidentemente il caso che avevamo raccontato, più 1 il caso trevigiano, il caso che abbiamo raccontato in questi servizi, il caso alla caserma Serena. 813 casi attualmente positivi, 823 i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, 277 in area non critica, 13 in terapia intensiva, quindi scende ancora il numero. Peraltro, come sappiamo, sono pazienti negativizzati, quindi si conferma le terapie intensive del Veneto Covid free, più 2 i decessi registrati in Veneto. Allora parliamo della cosiddetta fase 3, molti la chiamano fase 2 avanzata, ma lo sappiamo tutti, insomma è la fase 3, insomma dopo le prime riaperture. Ieri sera l'adozione del nuovo DPCM, ma nelle prossime ore interverrà anche la nuova ordinanza regionale per regolare l'apertura di discoteche, fiere e sagre. Un quadro complesso, lo ha definito Zaia. Soluzioni particolari saranno previste per l'Arena di Verona e la Mostra del Cinema. Noi stiamo preparando l'ordinanza. Avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata ma necessaria vista l'intenzione, quella di correggere il tiro del nuovo DPCM che fissa l'apertura delle discoteche e delle fiere al 14 luglio, una data troppo in là per la regione del Veneto, visto il contagio ormai a 0 sul territorio. Il nuovo provvedimento regionale potrebbe andare a integrare e superare il DPCM già nelle prossime ore, limature sono in corso. Vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, casinò, insomma tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe. Misure specifiche saranno adottate per 2 simboli veneti nel mondo, si comincia dall'Arena di Verona. Lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. E l'Arena sarà il banco di prova per la Mostra del Cinema. Stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, in particolar modo alla Mostra del Cinema, e quindi si preparino per settembre, visto considerato che settembre dopodomani. Impossibile pensare a una kermesse con i limiti stabiliti dal governo. Pensare di fare la Mostra del Cinema con la capienza massima, cos'erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200. 200 persone al chiuso e 1000 all'esterno, capite che Mostra del Cinema è? Se il Cineforum fatto in casa è una roba del genere. E sempre oggi a Marghera ha presentato il piano del rilancio del turismo veneto. Rilanciare il turismo veneto con gli influencer. È partita la nuova campagna di comunicazione e promozione della nostra regione che si servirà anche dei social. Il nome Land of Venice, la terra di Venezia e al territorio attorno ad essa. Il marchio una V gigantesca, identificativa della regione.
e in basso a destra il bollino rosso della Safe Area, regione sicura dal punto di vista sanitario. Qua parliamo di 2.300.000 euro messi a disposizione per la comunicazione, cioè quindi non abbiamo mai avuto tutti questi soldi solo per la comunicazione. Cifra attinta dai fondi regionali e dai risparmi al capitolo fiere e che punta a salvare quei 35.000 posti di lavoro in crisi per via della pandemia e con essi parte di quei 70 milioni di turisti che nella fase pre-Covid popolavano il nostro territorio, di cui la metà di provenienza straniera, producendo ben 18 miliardi di fatturato. Turisti, specie inglesi e francesi, che sbarcavano direttamente a Treviso, allo scalo Canova, puntando su uno degli 8 siti UNESCO del territorio, le colline del Prosecco. Con Save, quindi Marchi, siamo in costante collegamento, sia noi che il sindaco di Treviso. È previsto un piano da 53 milioni di euro di interventi e assolutamente abbiamo da parte di Save l'idea che l'aeroporto riaprirà, quindi non è vero quello che si sente dire in giro che c'è il rischio della chiusura, perché ovvio se non ci sono i turisti è ovvio che aprirà a ottobre, ma se cominceranno ad arrivare i turisti c'è la disponibilità da parte di Save di aprire prima. La promozione si impronterà su 5 percorsi: arte e cultura, enogastronomia, summer friends, relax and achieve, e sulla scia dell'illustre Cammino di Santiago anche i percorsi a piedi dei cammini del Veneto, con una grande novità ancora in work in progress. Abbiamo il percorso di Sant'Antonio, da Padova fino alla Sicilia. Ecco, ci stiamo lavorando, secondo me questo una volta ultimato non è semplice perché prevede anche mettere insieme tante regioni. Ci stiamo lavorando in conferenza delle regioni e in commissione turismo e anche con l'Enit insieme, però quando sarà fatto diventerà il percorso secondo me più bello anche del Santiago di Compostela. Pochi istanti di pubblicità, torneremo con la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalla cronaca di un incidente avvenuto a Ponte della Priula. Stava eseguendo dei lavori domestici sopra il tetto dell'abitazione, a un tratto è precipitato al suolo all'altezza di circa 4 metri, un uomo di 53 anni è rimasto per molto tempo privo di conoscenza. L'incidente, come dicevamo, è successo a Ponte della Priula. Sul posto gli uomini del SUEM 118 che hanno stabilizzato la persona ferita e l'hanno trasportata con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Non è escluso che la caduta possa essere riconducibile a un malore, la prognosi resta per ora riservata. E poi un episodio inquietante a Mogliano Veneto, un giovane che consegna le pizze a domicilio viene aggredito e picchiato. Hanno ordinato alcune pizze a domicilio, ma quando il giovane è arrivato per la consegna lo hanno aggredito. È accaduto a Mogliano Veneto in via dello Scautismo. Tutto è avvenuto in un attimo. Il ragazzo, 21 anni di Casier, che lavora per conto della pizzeria Laguna Blu di Casale sul Sile, è stato mandato a Mogliano per portare alcune pizze. Quando è arrivato all'abitazione ha suonato il campanello, ma una volta aperta la porta l'addetto è stato subito aggredito, malmenato e rapinato dai clienti. Il 21enne prima ha cercato di far ragionare i due, poi ha cercato di difendere la merce dagli assalti, ma la sua resistenza non ha fatto altro che scatenare ancor più la furia di queste persone. Il giovane, colpito con calci e pugni, è stato costretto a fuggire lasciando lì le pizze. Il costo della consegna 45 euro. Una volta tornato in pizzeria sotto shock ha raccontato quanto accaduto. Poi, dopo essere stato medicato al Cafoncello, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Immediate le indagini. Il maltempo di questi giorni ha costretto alla chiusura della strada per Cima Grappa. A causa del maltempo dei giorni scorsi la provincia ha deciso di chiudere al traffico la strada provinciale 140 che da Semonzo sale a Cimagrappa. Il rischio di crolli e cadute di sassi è troppo elevato, quindi è stato interdetto al transito il tratto compreso fra il bivio per la comunale Colserai fino a Campocroce. Allora, a proposito del tempo, come sarà il tempo nelle prossime ore in questo weekend? Ce lo dice come sempre, come ogni venerdì, il generale Giancarlo Iannicelli. La pressione sulle nostre zone sta aumentando, quindi questo è positivo, però è un'alta pressione che ancora si muoverà tra due basse pressioni, ad ovest e ad est. Queste due depressioni ci influenzeranno ancora, faranno passare i sistemi perturbati che però interesseranno quasi totalmente le Alpi e le zone nord-occidentali, qualcosa però filtrerà, quindi un fine settimana tutto sommato positivo ma non così stabile. Prevediamo per sabato inizialmente
poca nuvolosità, poi ampi rasserenamenti, sabato sera un graduale peggioramento, passa a un sistema perturbato sulle Alpi, quindi si farà sentire con della nuvolosità più compatta, e per domenica mattina è possibile molto isolatamente e sulle zone a nord qualche breve episodio di precipitazione, poi una nuvolosità purtroppo irregolare che rimarrà per quasi tutta la giornata, ma lascerà spazi di sereno. La settimana che arriva sarà caratterizzata ancora da variabilità, nonostante ormai siamo in estate, veramente in giugno avanzato, anzi ci sarà un peggioramento probabilmente tra giovedì e venerdì, un peggioramento più sensibile, quindi con possibilità anche di temporali. I venti sono deboli o qualche rinforzo, piuttosto variabili di direzione, le temperature sono in aumento, valori minimi tra i 16 e i 18 gradi, valori massimi tra i 26 e i 27 gradi. L'alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Abbiamo visto il piano per rilanciare il turismo allora in Veneto, allora con l'obiettivo proprio di rilanciare il turismo e la cultura. Parte a Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, la mostra Il racconto della montagna nella pittura tra 8 e 900. Quadri che arrivano da collezioni pubbliche e private, quadri unici che raccontano la montagna nella pittura tra l'800 ed il 900. Sono state scelte sulla base di un desiderio, una volontà di dare un panorama, se possibile, abbastanza completo, se non completo, abbastanza articolato e complesso, della presenza e della fortuna del tema della montagna nella pittura triveneta, diciamo così, tra fine 800 e il primo 900. Quando si afferma il gusto per la montagna, la passione per la montagna, e la montagna diventa l'ispiratrice di storie, di fenomeni letterari, di fenomeni anche sportivi, turistici. È stata inaugurata questa mattina a Palazzo Sarcinelli, un modo per rilanciare dopo questo periodo difficile cultura e turismo. Segna il rilancio della cultura a Conegliano e la voglia di riprendere la vita da parte della città. Sicuramente un grande territorio delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, come patrimonio dell'UNESCO sono le nostre meravigliose colline di Conegliano Valdobbiadene. Noi abbiamo la fortuna di avere dei paesaggi meravigliosi nel nostro Veneto, e quello che può essere anche un auspicio per la prossima estate è quello di visitare il nostro territorio, di fare le ferie nel nostro territorio veneto dove abbiamo queste meraviglie. Nell'esposizione viene trattato un personaggio trevigiano, amante della montagna, impegnato nella difesa di questo patrimonio, Giuseppe Mazzotti. Uno dei grandi protagonisti della cultura trevigiana e del territorio della Marca nel primo Novecento, scalatore lui stesso. Intanto si pensa già ad altre iniziative tra Treviso e Conegliano. Il futuro è questo, una grande piattaforma che leghi in modo stabile Conegliano e Treviso e riesca a fare un connubio di efficienza ed efficacia su mostre culturali, sul rilancio economico e sociale, su tutto quello che riguarda i grandi temi a livello provinciale. Adesso le notizie dal Bellunese. E proviamo con una notizia molto importante del tardo pomeriggio, con la notizia dell'accordo su un primo elenco di opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Cortina Milano 2026. Lo ha affermato la Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli dopo una riunione con i rappresentanti di Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta, sottolinea il Ministero, di opere stradali e ferroviarie del valore di 1 miliardo di euro finanziate nella legge di bilancio 2020. Soddisfatto il ministro bellunese ai rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, che ha detto 300 milioni saranno soltanto per il bellunese. Procederemo con la semplificazione e agiremo sui tempi, ha detto D'Inca. Adesso invece la polemica, una mozione, un ordine del giorno per chiedere ai consigli comunali di Ponte nelle Alpi e di Belluno di valutare il cambio del vertice dell'Unione Montana. La richiesta è della Lega, troppi incarichi in capo a una sola persona, questo è l'attacco. Il presidente dell'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi non può essere uno etrino, per questo la Lega presenterà una mozione, un ordine del giorno per chiedere ai consigli comunali di Belluno e Ponte di valutare il cambio del vertice. Non si tratta di un attacco personale a Paolo Vendramini, hanno spiegato stamattina in conferenza stampa i responsabili della Lega, che contestano l'inopportunità dei 3 ruoli in capo ad un'unica persona. Vendramini di fatto è contemporaneamente sindaco di Ponte nelle Alpi, presidente dell'Unione Montana e neoconsigliere provinciale. In questo momento, dove comunque il sindaco per le varie situazioni, e vediamo benissimo l'aspetto proprio economico dei comuni, richiede un'attenzione molto elevata,
3 cariche di questo tipo non possono essere concentrate in un'unica persona. A rinfocolare lo scontento è stata l'assegnazione della gestione del centro di Pianlonghi alla società Veneta 21 dell'ex vice sindaco Enrico De Bona, circostanza che ha costretto il consigliere Paolo De Vettore a rimettere la sua delega al Nevegalle. Procedura regolare si affrettano a chiarire gli esponenti della Lega, che però adombrano dubbi sul modus operandi frettoloso dell'Unione Montana, re a loro dire di avere chiuso tutto in 20 giorni senza dare la giusta visibilità al bando. Mi sono sentito tradito e a questo punto ho detto non sto qua a fare il pagliaccio per l'Unione Montana, gli ho restituito la delega, resto come consigliere. La nuova riformulazione degli organismi per la salvaguardia e la valorizzazione dei territori è stata prevista con legge regionale del 2012 dopo la cancellazione delle comunità montane. La considerazione attuale, dice il commissario provinciale della Lega Franco Gidoni, è che manca una cabina di regia. Stando così le cose, non è escluso che la regione possa tornare sui suoi passi. Da parte dello Stato c'è stata l'eliminazione delle comunità montane. La Regione Veneto ha istituito le unioni montane, ma se queste perdono le loro funzioni perché non vengono gestite a modo adeguato, si passerà oltre e si tornerà a dare l'ingestione a comune o provincia le funzioni. In piazza contro il virus del razzismo e della violenza, sostegno alla causa di Black Lives Matter che sta simbolicamente unendo tutto il pianeta dopo quanto accaduto a Minneapolis, la morte di George Floyd, arriva anche a Belluno. Decine di giovani questo pomeriggio hanno manifestato in Piazza dei Martiri per dire basta al razzismo e a ogni fenomeno di discriminazione. Uscire dal silenzio per partecipare, riempire le piazze, per cambiare le coscienze, per dire che solo insieme è possibile costruire una comunità aperta, tollerante, solidale, che funziona per tutti. Non conosce confini ed è trasversale il movimento Black Lives Matter e a Belluno è sfociato in una manifestazione che nel pomeriggio ha riempito Piazza dei Martiri. C'è molto l'idea che la discriminazione razziale sia una cosa che non ci riguarda o comunque riguarda soltanto l'America. Invece no, noi siamo qui per dimostrare che persone discriminate per il proprio colore della pelle ce ne sono anche a Belluno e in Italia. E è importante che Belluno come provincia faccia parte di questo coro che ormai è diffuso in tutto il mondo. Un minuto di silenzio in memoria di George Floyd ha aperto l'iniziativa che simbolicamente si unisce alla protesta più imponente della storia recente contro il razzismo e la discriminazione sociale. Noi siamo il futuro e dobbiamo fare la differenza, ha detto una giovane studentessa italo-brasiliana del Catullo che ha esortato i suoi coetanei a difendere il diritto di rendere il mondo in cui viviamo uguale per tutti. In piazza le associazioni da sempre attive per l'uguaglianza e l'integrazione. Assieme a loro il gruppo di musica e danza africana La Musica Non Ha Confini, capitanata da Mustafa Musti Folle. Mi sono integrato dopo 9 anni di Belluno, ho cominciato da solo, qua dove siamo oggi, con un tamburo. Il mio messaggio era di essere insieme e da non guardare nessuno con un modo diverso, quindi per quello ho chiamato il mio gruppo La Musica Non Ha Confini. Belluno ti vuole bene? Sì, devo dire la verità, Belluno mi amano tutti. Quello mi sono accorto di queste cose qua, soprattutto in questo periodo c'è difficoltà e non mi hanno fatto mancare niente. Il bene che ho fatto mi sta ritornando indietro. Ripartire dal principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, contrastando ogni forma di violenza che colpisce chi rappresenta ciò che è diverso per colore della pelle, sesso, fede, lingua, orientamento sessuale. Noi dobbiamo cercare di andare avanti, di dire basta alla discriminazione perché dobbiamo restare umani. È una cosa che è importante. Per poter crescere dobbiamo restare umani e insieme tutto è possibile. Buongiorno, manco male, va bene così. Domani la festa di Sant'Antonio a Padova e Media Nord-Est ci sarà per raccontare il grande evento su Rete Veneta, diretta per tutto il giorno e poi anche collegamenti su Antenna 3. L'emergenza coronavirus non impedirà al mondo di tributare ancora una volta l'affetto e la devozione per il santo più amato. Domani si celebra Sant'Antonio di Padova e Rete Veneta sarà in diretta per tutto il giorno dalla città che accolse il frate francescano, dalla basilica che ne perpetua il ricordo e dai luoghi che recano il segno del suo passaggio su questa terra. Si parte oggi alle 20 con la diretta dalla celebrazione del transito del santo del santuario antoniano dell'Arcella. Poi spazio alla voce e alla musica di Antonella Ruggiero che dalle 21 darà vita a uno straordinario concerto dall'altare maggiore della Basilica Padovana.
Domattina noi di Rete Veneta saremo in diretta fin dalle 6, quando verrà aperto il portone della Basilica del Santo per l'avvio delle cerimonie. Per tutto il giorno porteremo nelle vostre case le sante messe, gli eventi, le testimonianze di pellegrini e religiosi, le reazioni della città e tanti approfondimenti sulla vita del santo. Cuore della festa sarà la benedizione all'intera provincia, che si svolgerà grazie a un volo in elicottero delle reliquie di Sant'Antonio, sui luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus. E noi di Rete Veneta saremo in volo sulla provincia e a terra assieme al popolo del Santo per salutare il suo passaggio. E adesso i bimbi in TV, stasera il video di Leonardo e Charlie di Treviso, Azzurra, Agnese, Ludovica e Leonardo di Monastier, Nicola di Zenson di Piave, Luis e Leni di Conegliano. Signori, ecco a voi clown Nicola Puosi. Ciao nonna. Il lockdown è finito, ma voi continuate a mandarci i vostri video per raccontare, ecco, con a questo riferimento 351 175 5340, per raccontare la giornata dei vostri piccoli, con gli occhi dei piccoli. Insomma, continueremo a raccontare magari anche le vostre vacanze, sempre visti attraverso gli occhi dei più piccoli. Quello era il riferimento, adesso vi lascio al meteo e poi fra pochissimo, pochi minuti dopo, ricomincia l'edizione straordinaria fino alle 21. Come sempre, arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Benvenuti al meteo. Prosegue la tregua soleggiata sabato 13 giugno, ancora con il bel tempo, ma durerà poco. Vediamo intanto la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà ancora il sole il protagonista della giornata, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata qualche pioggia sui settori meridionali della regione e anche sui rilievi. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, bel tempo anche qui con ampio soleggiamento salvo per locali annuvolamenti sui monti. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime tra i 25 e i 26 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà il sole il protagonista, tuttavia entro sera avremo qualche nube in più anche con locali acquazzoni. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece sui 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.